Buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue da casa. Vi invito ad alzarvi in piedi per iniziare il nostro incontro e preghiamo per iniziare. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che tu sei nelle nostre vite. Ti invitiamo, Padre, invitiamo il tuo Spirito Santo, Padre, ad essere qua con noi, che tu possa ministrare, Signore, i nostri cuori, oh Padre, che tu possa ricevere, Signore, la nostra lode, Signore, la nostra adorazione, Signore. Oh Padre, noi ti preghiamo, Signore, che tu possa guidare, Signore, ogni nostro passo, Signore, e che la tua parola, Signore, venga a fruttificare nei nostri cuori, Signore. Benedici, Signore, questo momento, Signore, e che tutto sia fatto, Signore, per la tua gloria, Signore, per il tuo onore, Signore. Tu sei grande, tu sei potente, tu sei fedele, Signore, e noi ti ringraziamo, Signore, per ogni cosa. È questo che ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Buonasera Chiesa, invito la Chiesa a alzare in piedi. Christopher, grazie. Oggi è un giorno molto, molto speciale della settimana, siamo il sabato, il culto di giovani. Chi è venuto per lodare il Signore, chi è venuto per sentire un po' della sua parola, per sentire un po' di quello che Lui ha per noi. Invito tutti quanti a cantare con noi, così rendiamo un po' di gioia, lode e adorazione al nostro Signore. Sei santo, sei potente, tu sei degno di lode, ti seguirò, ti ascolterò, e per sempre ti amerò. Cantiamo a Lui. Io canterò, io loderò, il grande Re, onnipotente. Io l'amerò, adorerò, e mi prostrerò davanti ai Re. Io canterò, io loderò, il grande Re, onnipotente. Io l'amerò, adorerò, e mi prostrerò davanti ai Re. Principi di pace, onesti vivrò per te. Cantiamo a Lui. Vieni, questo è il tempo per adorare. Cantiamo a Lui, vieni. Vieni, a Lui il tuo cuore consegna. Vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come stai davanti al Padre. Vieni, cantiamo ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Cantiamo ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Cantiamo tutto il tempo. Tutto il tempo ti loderò. Tutto il tempo
ti adorerà. Tutto il tempo ti loderà. Tutto il tempo ti adorerà. Dio ti loderà, ti glorificherà. Dio ti loderà, caro Gesù. Che ti amo, io ti loderà. Io ti loderà, ti glorificherà. Io ti loderà, caro Gesù, mio Signor Gesù. Amen, lode il nostro Signore, siamo qui per questo, per lodare a Lui. Lui è meraviglioso. Non so come sta andando il vostro mese, la vostra settimana. Non so se state stancanti, non so se magari siete venuti e è solo un sabato in più. E io dico sempre questa cosa perché per me è una verità molto profonda. Essere qui stasera, essere qui sabati è un'opportunità, è un privilegio come cristiani. Poter avere un momento in cui possiamo dedicare il nostro Signore con lodi, con adorazione, magari con uno studio biblico, oppure con la parola. Ossia, essere qui a dedicare un tempo al nostro Signore è un'opportunità che abbiamo come cristiani, che possiamo fare sempre con gioia, perché non sono tutti che hanno questa opportunità. Ci sono persone che magari non possono fare un culto come facciamo noi, o magari non hanno questa libertà, non possono cantare, non possono esprimere quello che hanno dentro di sé. Quindi che possiamo fare sempre con gioia, che possiamo fare sempre con allegria, perché il momento, cioè in realtà sarebbe l'ideale che tutti i nostri giorni, le nostre ore, tutti i momenti in cui abbiamo fosse per il nostro Signore, ma sappiamo che spesso non è così. Quindi quando siamo qui o di sabato o di domenica o magari per una riunione o per servire o per cosa, che possiamo capire che è un privilegio, che non è solo un giorno in più, che non è solo un momento in più, ma è un'opportunità di poter collegarsi con il nostro Signore. Cioè abbiamo già questa opportunità tutti i giorni, possiamo già collegarsi con il nostro Signore tutti i giorni, ma qua è un modo più ufficiale, diciamo così. Possiamo fare con gioia. Invito la Chiesa a cantare. Oggi siamo in pochi, ma questo non vuol dire che non è un sentimento vero, che non è una lode vera, che non è un'adorazione vera. Che possiamo cantare il nostro Signore. Gesù, in tua presenza. Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo e arrendiamoci a te, poiché un dì la tua morte ci portò la vita, il dono completo accesso al cuore del Padre, quello che separava ti separerà. Luce una volta spenta, ora brilla e sempre forte brillerà. Cantiamo per adorarti, per adorarti, rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo mettiamo Gesù in tua presenza, Gesù in tua presenza,
siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo, e arrendiamoci a te, perché di la tua morte ci portò la vita, il tuo completo accesso al cuore del Padre. Bello che separava, mai più separerà. La luce una volta spenta, ora brilla, sempre forte brillerà. Cantiamo noi per adorarti, per adorarti, rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo Amen. Grazie a Dio perché siamo qui per cantare a te, Signore. Siamo riuniti, Signore, per offrirti una lode, un'adorazione. Anche se non siamo degni, Padre, anche se non riusciamo, magari con le nostre voci, con i nostri doni, magari con quello che siamo, non riusciamo mai a arrivare a te, Signore. Però siamo qui, Padre, con i cuori aperti, Signore. Siamo qui magari con i cuori spezzati, Signore, consegnato verso di te, Padre. Perché vogliamo, Signore, avere un rapporto più profondo con te, Signore. Vogliamo, Padre, capire più della tua parola, Signore. Vogliamo, Padre, sentire più della tua presenza, Signore. Vogliamo più di te, Signore. Per quello, Padre, ci rendiamo a te, Signore. Diciamo che siamo qui, Padre, prostrati, Signore, a te, perché non vogliamo più, Padre, essere noi stessi. Non vogliamo più, Padre, fare la nostra volontà, fare quello che vogliamo fare, Signore, ma vogliamo, Signore, più di te, Padre. Vogliamo sapere cosa hai per noi, Signore. Vogliamo capire cosa dobbiamo fare, Padre. Vogliamo capire perché siamo qui. Vogliamo capire, Padre, più di te. Vogliamo capire, Signore. E per questo, Padre, dobbiamo spezzare tutto che siamo. Dobbiamo spezzare i nostri cuori. Dobbiamo magari lasciare il nostro ego un po' da parte per poter consegnare la nostra vita a te, Signore. Per quello, Signore, ti chiediamo, Padre, più del tuo amore, più della tua presenza, e dichiariamo, Padre, che ci arrendiamo a te, Signore, e che vogliamo conoscerti. Cantiamo, sono qui. Sono qui, prostrato davanti a te. Vieni, Signore, vieni, Signore. Portami con corde d'amore a te, ti dono il mio cuore, ti dono il mio cuore. Cantiamo, io mi arrendo, io mi arrendo. Cantiamo, riempimi. Riempimi di grazia, inondami, ho sete di te, ho sete di te. Cantiamo le braccia. Le braccia mie alzo verso di te, parla mio Dio, parla mio Dio,
mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui, io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti. Cantiamo, sono qui. Sono qui, prostrato davanti a te. Vieni, Signore, vieni, Signore. Portami, Dio, portami con corde d'amore a te. Ti dono il mio cuore, ti dono il mio cuore. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui, io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Il tuo spirito scenda su di me, compi, Signor, il tuo voler in me, la tua gloria ora mostra su di me, compi, Signor, il tuo voler in me. Cantiamo il tuo spirito, il tuo spirito scenda su di me, compi, Signor, il tuo voler in me, la tua gloria ora mostra su di me, compi, Signor, il tuo voler in me, compi, Signor. Cantiamo a Lui, io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui, io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui, io mi arrendo. Cantiamo a Lui. Io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui, io mi arrendo. Ci rendiamo a te, Signore. Io mi arrendo, voglio
sentirti qui. Ci arrendiamo a te, Signore. Vogliamo consegnare, Padre, il nostro cuore a te, Signore, perché sappiamo, Padre, che senza di te, Signore, non siamo nulla, Padre. Senza di te, Signore, non ha senso questa vita, Signore. Sappiamo che senza di te non è profonda questa vita. Non c'è un senso, non c'è una direzione. Per quello, Padre, oggi vogliamo dirti che ci arrendiamo a te, Signore. Ci arrendiamo a te perché vogliamo conoscerti, Signore. Sappiamo che quando ci arrendiamo a te, sappiamo che conoscendo te, Signore, è molto meglio di quello che siamo, è molto meglio di quello che abbiamo. Quando cantiamo io mi arrendo, Padre, è quel cuore spezzato, Signore. Quando cantiamo io mi arrendo, Padre, è un sentimento vero e profondo che c'è dentro di noi, Signore. Per quello, Padre, che cantiamo e torniamo a ripetere, e torniamo a ripetere, e torniamo a ripetere, così sarà fino all'eternità. Perché ci arrendiamo a te, Signore, perché vogliamo conoscerti, Signore, perché vogliamo più di te, Signore. Quello che siamo, quello che abbiamo non è sufficiente. Quello che siamo, quello che abbiamo senza di te, Padre, non c'è senso. Non c'è valore, Signore. Invito la Chiesa a cantare di nuovo, però questa volta con una conoscenza di quello che stiamo cantando. Cioè, tutti quanti conosciamo questa canzone perché la cantiamo da un sacco di tempo. Ma quando cantiamo dobbiamo capire anche cosa c'è indietro di ogni frase che cantiamo, cosa c'è indietro di ogni parola che c'è scritto. Ti amo, io mi arrendo. Io mi arrendo. Io mi arrendo. Voglio conoscerti. Voglio sentirti qui. Io mi arrendo. Io mi arrendo. Voglio conoscerti. Voglio sentirti qui. Diciamo a Lui il tuo spirito. Il tuo spirito scenda su di me, compi, Signore, il tuo voler in me, la tua gloria mostra su di me, compi, Signore, il tuo voler in me. Cantiamo compi, Signore, compi, Signore. Grazie, Signore. Grazie per questo momento che abbiamo avuto di adorazione, Signore. Grazie per l'opportunità di poter essere qui come Chiesa, Signore. Ti chiediamo, Padre, da continuare a manifestare il tuo Spirito Santo, da continuare a manifestare la tua presenza, Signore. Vogliamo, Padre, essere colpito dal tuo Spirito Santo. Vogliamo, Padre, essere colpito dalla tua parola, Signore. Vogliamo uscire da qui, Signore, stasera diverso di quella persona che è arrivata, Signore. Vogliamo un passo più profondo di te, Signore. Per quello ti ringraziamo, per quello chiediamo da continuare con noi attraverso la sua parola, Signore. Ti invitiamo, Signore, qua alla nostra sala culto, alla nostra chiesa. Vogliamo più di te, Signore. Ti ringraziamo
Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ciao ciao a tutti, quelli che non ho visto ancora. Molto bene. Ragazzi, oggi apriamo le nostre Bibbie. Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal versetto 42 al versetto 47. Leggiamo insieme il testo. Amen. Dice così: ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Preghiamo. Signore, nel nome santo di Gesù, questa è la tua parola e ti chiediamo in questo momento che tu possa parlare ai nostri cuori e che tu possa, Signore, sbloccare qualcosa di nuovo e attivare, Signore, qualcosa di nuovo nella nostra vita. Nel nome santo di Gesù, che la tua parola possa parlare ai nostri cuori e farci diventare persone diverse da come siamo entrati qui oggi. Nel nome santo di Gesù, amen. Molto bene. Il testo che abbiamo appena letto, immagino che tutti voi sapete più o meno, no, qual è il contesto di questo testo qua. Capitolo 2 degli Atti degli Apostoli parla esattamente di cosa? Del giorno di Pentecoste. Esattamente, ho sentito un Pentecoste molto blando. Allora, parla esattamente del giorno di Pentecoste. Voi sapete cos'era e cos'è il giorno di Pentecoste? Cosa è accaduto in quel giorno? Sapete più o meno cosa è successo? O no? Alzate le mani, chi sa cosa è successo in quel giorno? Poche persone. Allora, in quel giorno è sceso lo Spirito Santo. Cioè, in quel giorno si è adempiuta la parola del Signore Gesù quando ha detto rimanete a Gerusalemme perché scenderà lo Spirito Santo su di voi. Scenderà lo Spirito Santo, questa era una promessa di Gesù Cristo e molti di voi sapete che lo Spirito Santo è venuto esattamente perché Gesù Cristo è morto e voleva lasciarci appunto lo Spirito Santo che è la terza persona della Trinità, giusto? Padre, Figlio e Spirito Santo. In quel giorno, nel giorno di Pentecoste, la Bibbia parla nel capitolo 2, inizio del capitolo 2, che tutti erano radunati, tutti erano insieme su una stanza. Non parla esattamente che pregavano, ma il contesto ci dice, molto probabilmente ci parla appunto che loro stavano insieme lì a pregare e a digiunare, perché loro appunto erano perseguitati in quel periodo. Ricordatevi che stiamo parlando della Chiesa dopo Gesù Cristo. Quindi sapete molto bene, cioè che durante 40 giorni Gesù Cristo è venuto ed si è fatto vedere a tutti gli apostoli, non solo per appunto dimostrare che era vivo, che era risuscitato, ma appunto per insegnare, anche per insegnare, per appunto farsi vedere e dire guarda, io sono qua, le promesse sono ancora in piedi e tutto quello che vi ho detto è ancora in piedi. Quindi questo era il contesto. Noi sappiamo anche che chi ha scritto Atti degli Apostoli è stato chi? Sapete? No? Luca. Lo stesso che ha scritto il Vangelo di Luca. Ok? Quindi lui ha scritto Atti degli Apostoli. Un'altra cosa interessante è che
cioè, sia il Vangelo e anche Atti degli Apostoli è stato indirizzato a una persona, si chiamava Teofilo. È come se fossero due libri distinti che parlavano appunto di quello che Gesù ha fatto e di tutto quello che è successo dopo Gesù, di tutto quello che i discepoli hanno fatto, di tutto quello che Gesù appunto dopo durante quei 40 giorni, dopo la risurrezione di Gesù Cristo è successo quindi. Allora, quindi per capire esattamente, soprattutto per vedere alcune cose, è importante sapere chi l'ha scritto e soprattutto qual era il contesto. Perché? Perché se noi torniamo in Luca capitolo 24, andiamo sul Vangelo di Luca, capitolo 24. Versetto 44. Luca 44, 24 scusa, versetto 44. Gesù disse così, poi disse loro, queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro, così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mi ha promesso, ma voi rimanete in città affinché siate rivestiti di potenza dall'alto. Adesso torniamo ad Atti degli Apostoli, capitolo 1 invece, e vediamo com'è iniziato il capitolo. Guarda cosa dici, nel mio primo libro, il Vangelo, Teofilo, quindi alla stessa persona che era indirizzato, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Adesso saltiamo al versetto 8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Questo era il contesto. Quindi Gesù ha detto rimanete in città perché riceverete lo Spirito Santo. Ecco, questa è una promessa che io vi sto dando, però dovete rimanere in città. Quando parliamo del capitolo 2 del testo che abbiamo del testo che abbiamo letto prima, che parlava appunto delle persone e di tutto quello, era la conseguenza di tutto quello che gli apostoli avevano ricevuto in quel giorno di Pentecoste. Sappiamo anche che Pentecoste era una delle 3 feste principali in Gerusalemme, Pasqua, Pentecoste e Tabernacoli, che erano praticamente le 3 feste principali che facevano tutti i giudei, tutti gli ebrei andare a Gerusalemme a festeggiare queste feste, quindi sappiamo che anche era piena di gente in Gerusalemme, perché non so se vi ricordate, ma nel momento in cui è sceso lo Spirito Santo c'era una moltitudine di persone al di fuori della casa in cui si trovavano tutti i discepoli, e quando hanno iniziato a parlare in altre lingue, tutti quelli che erano fuori hanno detto, ma scusa, queste persone sembrano ubriachi. Cioè le persone erano piene dello Spirito Santo, ma non capivano esattamente quello che stavano dicendo, ma a un certo punto hanno iniziato a capire, perché era come se parlassero appunto nelle loro lingue. Però dicono che la chiesa di Roma, cioè quelle persone che hanno fondato la chiesa di Roma, erano quelle che si trovavano nel giorno di Pentecoste, per quello hanno ricevuto il Vangelo, hanno visto appunto quello che era successo, ed è anche uno dei motivi per cui Paolo ha scritto e ha dato tante ma tante istruzioni teologiche e soprattutto istruzioni di quello che tante volte non troviamo nelle altre lettere, perché appunto non è stata una chiesa fondata tramite un apostolo, cioè una persona che ha seguito Gesù Cristo. Questo era il contesto. Il testo di cui abbiamo letto parla esattamente di una chiesa, diciamo, ideale,
tutto quello che i discepoli facevano era appunto la Chiesa primitiva, cioè tutto quello che facevano nelle loro case, facevano appunto per, diciamo, nascondersi di tutta quella persecuzione che subivano in quel periodo, era non soltanto una maniera di nascondersi, ma soprattutto di vivere quello che Gesù aveva insegnato. Se noi leggiamo il testo nuovamente, io vorrei lavorare stasera sui 4 punti che troviamo appunto nel versetto 42, che sono i 4 punti principali che io vedo che una chiesa ha proprio bisogno. Il primo, ognuno era preso, il 42 dice così, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Qual era questo insegnamento degli apostoli? Secondo voi, qual era questo insegnamento? Allora, l'insegnamento degli apostoli era la dottrina, cioè la dottrina che Gesù Cristo aveva lasciato. La dottrina degli apostoli era appunto la dottrina di Gesù Cristo. Se Gesù ha insegnato per tutto quel periodo, durante i 3 anni, o forse anche di più, per il periodo in cui ha iniziato il suo ministero, ha camminato con quelle persone e soprattutto ha condiviso delle sue esperienze, soprattutto il suo sapere con tutti i discepoli, la dottrina degli apostoli non era niente di che la dottrina di Gesù Cristo. Tutto quello che i discepoli volevano insegnare a tutte le altre persone era appunto quello che Gesù Cristo le aveva insegnato. Ed è interessante che noi troviamo questo negli Atti degli Apostoli, capitolo 5, versetto 42, che dice così: e ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù Cristo è il Cristo. Il messaggio principale di tutto quello che i discepoli soprattutto volevano portare a tutte le persone era che Gesù Cristo era il Cristo. Non so se vi ricordate, ma Gesù Cristo è stato appunto crocifisso perché dicevano che lui non era il Cristo. E quando i discepoli hanno iniziato a puntare su questa cosa e dire guarda che lui è il Messia, che lui è il Messia, forse è anche di quello che abbiamo visto nella lettera ai Galati, che Gesù Cristo è il Cristo, che Gesù Cristo è il Messia. Questa era la dottrina, ma non soltanto dobbiamo attaccare questa cosa, ma pensare che la dottrina biblica ci serve anche per farci crescere, per farci delle persone più, diciamo, mature. Apriamo le nostre Bibbie. Prima lettera a Timoteo, capitolo 3. Scusa, seconda Timoteo. Capitolo 3, versetto 14. Questo è Paolo dicendo a Timoteo: tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza, mediante la fede in Cristo Gesù. Quindi la fede in Cristo Gesù, di quello che abbiamo visto durante la nostra lettera ai Galati. Ogni scrittura, quindi tutta la scrittura, è ispirata da Dio, è utile a fare cosa? Qua abbiamo dei puntini, cioè insegnare, riprendere, correggere, educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi la dottrina ha appunto questa, diciamo, finalità: insegnarci, riprendere, correggere, prepararci e soprattutto educare alla giustizia. Nel momento in cui stiamo magari camminando e che siamo un po' fuori di quello che Gesù magari pensava per ognuno di noi, la dottrina, la Bibbia, viene appunto per darci, per metterci in regola, cioè in questa linea dritta che dobbiamo proprio camminare. È questa la finalità e lo scopo della dottrina: insegnare. Ed era questo che i discepoli facevano nella Chiesa primitiva. Era questo che i discepoli puntavano tanto, nel insegnare. Ed è anche interessante che tante volte noi possiamo pensare così: vabbè dai, ma io forse a volte non capisco quello che una persona mi dice, o magari non capisco esattamente quello che mi stanno parlando. Ma questo è il punto, perché se andiamo a Deuteronomio, capitolo 32, versetto 2, ci dice una cosa molto interessante.
Dice così: si spanda il mio insegnamento come la pioggia, stili la mia parola come la rugiada, come la pioggerella, sopra la verdura e come un'acquazione sopra l'erba. Nessuno sa tanto che non può insegnare nessun altro. Cosa vuol dire? Che anche il poco che io so, magari è di utile, è una cosa utile per quello che non sa niente. E anche quello che Gesù cerca di fare, soprattutto Dio con noi, è che se noi non sappiamo proprio niente, dobbiamo iniziare in qualche modo. Vuol dire che se io ho una conoscenza magari più profonda delle scritture, devo aiutare quelli che non hanno niente, ma non vuol dire che neanche quelli che non sanno tanto, che non pensano che sanno tanto, non possono dare una mano a quelle persone. Soprattutto io vedo che Dio spesso fa così, che nel momento in cui noi abbiamo bisogno di iniziare con qualcosa, non inizia dando la profondità, ma inizia dando le cose di cui possiamo assorbire. Ed è questo che la Bibbia ci sta parlando, perché dobbiamo appunto iniziare dal basso quando noi non sappiamo niente. Ed è questo l'obiettivo che Dio vuole per la nostra vita. Non è detto che nessuno è un sapientone che sa tutto e che adesso possiamo dire no, ma io so tanto di Bibbia così e quindi posso, permettermi di non leggerla e no. Oppure quelli che non leggono con una frequenza grande così, dicono ma io non leggo tanto perché ormai non capisco niente. No, il fatto è che Dio ad ogni giorno, magari come dice qua Deuteronomio, è come se fosse una pioggerella, un gocciolo ogni giorno. E quindi lì inizio a crescere, nel momento in cui inizio ad capire più cose nella mia vita. Quindi questo era uno degli obiettivi dei discepoli, insegnare la parola, insegnare la dottrina di Gesù Cristo. Tornando lì ad Atti degli Apostoli, capitolo 2, nel 42, dice un'altra cosa, nella comunione fraterna. Prima l'insegnamento, poi comunione fraterna. La prima cosa che vorrei sottolineare qui, e che magari anche prendendo un gancio, è che Gesù non ha insegnato il comunismo. Se noi andiamo più avanti, vedremo che i discepoli, cioè quelle persone che, erano dei discepoli, vendevano i suoi beni e condividevano con gli altri. Per primo, nel comunismo non ti permetti di avere dei beni, giusto? Quindi se hai qualcosa vuol dire che non vivi proprio sotto il comunismo. Secondo, che loro facevano di buona volontà, non è che erano costretti a vendere qualcosa per condividere. La comunione, qual era la comunione? C'era qualcosa che li legava, cioè c'era qualcosa che li lasciava proprio insieme, c'era uno scopo di cui li faceva appunto stare là. Guarda il tuo fratello adesso e prova a immaginare perché sei qui oggi e prova a guardare sulla sua faccia e pensare che magari sei venuto qui oggi perché c'era lui o perché sei venuto perché c'era uno scopo più alto che era Gesù Cristo, perché volevi appunto avere una comunione con Gesù Cristo. Loro avevano una comunione fraterna, ma quello che li legava, quello che li faceva appunto stare insieme, c'era un proposito più alto, che era il rapporto con Gesù Cristo. Loro stavano lì perché volevano ascoltare la parola, perché volevano crescere, perché stavano insieme, perché gli piaceva stare insieme. Ed è anche bello che quando noi finiamo il culto qua, no? E che prima tutti scappavano via, adesso tutti vogliono rimanere qua. Non so se è per il discorso dell'aria condizionata che fuori fa caldo, ok? Ma io penso che questa cosa è cambiata, perché prima non era così, o sbaglio? Quando finivamo il culto qua, tutti scappavano via. Adesso siamo qua, che parliamo, che mangiamo insieme, che giochiamo. Questo è bello. Però non dobbiamo dimenticare perché siamo qui. Noi siamo qui perché abbiamo un proposito. C'è una persona molto più importante di noi qua, che merita il nostro meglio e che merita anche il nostro culto. Perché quello che noi stiamo facendo qua è per lui, non è per il nostro fratello. Questo qua non è un playground. Noi non veniamo qua perché c'è un nostro amico.
il nostro amico Gesù Cristo è qua ed è per questo motivo che noi veniamo in chiesa. È per questo motivo che noi veniamo qua ad essere, sai, presenti nei culti, logicamente perché il nostro fratello ci aiuta, perché come dice la parola, no? Il ferro fila il ferro, ma perché c'è Gesù Cristo qua. Ed è questo il motivo. E la comunione c'era tra di loro esattamente per questo. Quindi una chiesa sana, una chiesa ideale, prima c'è la parola, secondo c'è la comunione. Il terzo, nel rompere il pane. Questa è una cosa molto interessante perché il rompere il pane, noi possiamo anche, cioè ci sono varie interpretazioni, non varie, ma direi due molto importanti. Magari è solo il fatto di mangiare insieme, che avevano delle comunioni, ma mangiavano insieme, quindi rompo il pane, mangi con me, tutto quanto. Però cosa facciamo? Qua forse è la seconda domenica del mese, giusto? O la terza? Ma cosa facciamo di solito? La prima? La prima domenica. Cosa facciamo di solito qua in chiesa nella prima domenica del mese? Cena del Signore. Questo rompere del pane può essere anche, cioè, interpretato come la cena del Signore. E qual è l'importanza della cena del Signore, secondo voi? Vedete? Allora, la cena del Signore è molto importante perché? Perché conferma la fede apostolica che abbiamo in Cristo Gesù come Chiesa, perché siamo tutti insieme. Io ho già visto in Brasile parecchio spesso che quelle persone che magari ne erano in ospedale non riuscivano, sai, ad andare in chiesa e gli portavano la cena del Signore appunto per non mancare la cena. Ma di solito la cena del Signore è fatta con tutti quanti, con tutti insieme. E quando noi siamo insieme, condividiamo la cena del Signore. Ed è anche interessante, quando noi apriamo la nostra Bibbia, in 1 Corinzi capitolo 10, l'Apostolo Paolo ci dice una cosa molto interessante. Versetto 17. Dice così: siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Sta dicendo praticamente l'Apostolo Paolo che prima il problema che c'era nella chiesa, no, di a Corinto è che loro non aspettavano per cenare, loro mangiavano prima e quelli che arrivavano dopo a volte avevano fame. E l'Apostolo Paolo sta dicendo: aspettate perché c'è un unico pane, c'è un unico corpo. Noi siamo in molti, ma aspettiamo. Prima di mangiare dovete aspettare. La cena del Signore conferma la nostra fede apostolica in Cristo Gesù e conferma appunto che noi lo stiamo aspettando. Questa è la cosa più bella, perché quando noi lo facciamo in memoria, ricordiamo di quello che Gesù ha fatto, ma ricordiamo anche che un giorno tornerà. Ed è per questo motivo che è molto importante. Quindi la cena del Signore è il momento in cui tutta la Chiesa unita dichiara appunto di avere la stessa fede apostolica. Apostolica perché viene appunto dagli apostoli, gli apostoli di Gesù Cristo. Ma quindi se viene dagli apostoli, abbiamo visto che la dottrina degli apostoli è anche la dottrina di Gesù Cristo, confermiamo appunto che noi siamo una Chiesa, cosa? Cristiana, apostolica. Quindi siamo appunto, cioè abbiamo le nostre basi, le nostre fondamenta in Cristo Gesù. Quindi una chiesa ideale. Terzo punto, il primo che abbiamo visto, alla dottrina, all'insegnamento. Il secondo, alla comunione fraterna. Il terzo, lo spezzare del pane. Quindi una chiesa, cioè cristiana, apostolica, fa la cena del Signore. Ok? Il quarto che abbiamo visto e che forse questo direi che è il più difficile, qual è? Nelle preghiere. Mamma mia, questo è difficile, lo so. Chi qua ha l'abitudine di pregare tutti i giorni?
ma non direi, cioè nel senso, vado a letto, 5 minuti, dico così, Signore grazie per il giorno, perché il Signore mi ha fatto fare quell'esame, sai, alla scuola e anche all'università, che sono andato molto bene, grazie perché ho mangiato, grazie. No, sto parlando appunto di preghiere che appunto ha una, sai, una comunione col Signore. Ma comunque queste preghiere di 5 minuti sono preghiere. Chi ha l'abitudine di pregare tutti i giorni così? Ecco, questa è una delle cose che la Chiesa primitiva, cioè le prime chiese, hanno visto. Ma in chi? In Gesù Cristo. Loro sapevano appunto l'importanza di pregare. La preghiera è una delle cose molto importanti che noi da cristiani, soprattutto una Chiesa apostolica, deve avere. Ma tu mi puoi dire così, ma perché è così importante pregare? Apriamo le nostre Bibbie, Luca capitolo 11, versetto 1. Dice così: Gesù si trovava in un certo luogo a pregare e quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Io, cioè, ogni tanto mi domando, ma scusa, c'erano tante cose da domandare a Gesù Cristo e da chiedergli e hanno chiesto appunto di pregare. Cioè, potrei, potrei chiedere anche, Signore Gesù, ma insegnami a fare quei miracoli là. Gesù, insegnami anche a, magari non so, camminare sulle acque come Pietro ha fatto. Ma Gesù, insegnami anche a, sai, in mezzo alla tempesta, avere quella pace, quella tranquillità che hai avuto. Perché io, cioè, quando arriva qualcosa nella mia vita, io mi spavento, ho appunto una paura pazzesca, che non so cosa fare, inizio a tremare, sembra che sono proprio all'esame dell'autoscuola e che quello mi dice fai la freccia, io non so cosa fare e sono bocciato. Ma i discepoli hanno chiesto, cioè un discepolo, e io a volte posso immaginare che sia proprio Giovanni, non so perché, ma mi viene in testa Giovanni, che ha chiesto appunto questa cosa qua, perché lui ha capito che questa è una chiave. Perché se lui appunto ha chiesto di insegnare a pregare, vuol dire che questa è una chiave. Che lui ha capito che Gesù Cristo, quando lui pregava, è come se lui prendesse il modo, come si chiama, super, quello del Saiyajin, e lui si trasformava ed era una persona diversa. Perché? Perché era in contatto con il suo Padre. Quando noi preghiamo siamo in contatto con Dio, parliamo direttamente con Lui. Di quello che abbiamo visto finora e di tutto quello che abbiamo imparato, nel momento in cui preghiamo sappiamo che siamo ascoltati perché Gesù Cristo è morto e Lui adesso fa il tramite tra noi e il Padre, perché Lui è l'agnello, quello che si è immolato, quello che è morto, risuscitato e che ci permette appunto di avere questa comunione con Dio. I discepoli questo ha capito l'importanza della preghiera e questi, tutti i discepoli, hanno capito che per una chiesa è importantissimo pregare, perché questa era una delle basi della chiesa: insegnamento della dottrina, comunione fraterna, lo spezzare del pane e la preghiera. 4 punti importantissimi. Ma il testo continua. Nel versetto 43 dice una cosa molto importante. Ognuno era preso da timore, e molti prodigi segni erano fatti dagli apostoli. Loro facevano tutte queste 4 cose, ma avevano un sentimento, cioè un comportamento. Erano pieni da timore. Che cos'è il timore? Secondo voi? Avete timore dai vostri genitori o no? Cioè, da mia mamma oppure del mio papà, quando prendeva le ciabatte, io iniziavo a correre e quello sì. Però il timore non è paura, il timore è rispetto. I discepoli facevano queste cose perché avevano timore, un rispetto.
i segni, i miracoli che venivano dietro era appunto per il discorso che avevano ricevuto lo Spirito Santo, ma soprattutto perché facevano le cose con rispetto. Le cose di Dio, ragazzi, devono essere fatte con rispetto, perché qua abbiamo la Sacra Scrittura e quindi le cose di Dio vengono proprio presi sul serio. Ed era questo che i discepoli facevano. Non lo facevano tanto lo facevano perché capivano esattamente qual era, sai, il risultato, quello che stavano facendo, sapevano esattamente che portava a un risultato. E come sappiamo che portava un risultato? Nella prima predica di Pietro, dopo essere proprio sceso lo Spirito Santo, si sono convertiti 3.000 persone. 3.000. Quindi vuol dire che lo Spirito Santo ha fatto una bella cosa. Ed è interessante che Pietro sapeva esattamente che non era lui, ma che era lo Spirito Santo che lo faceva. Quindi nel momento in cui noi iniziamo a compiere e soprattutto essere basato su questi punti importanti e soprattutto capire che noi dobbiamo fare certe cose con timore, i segni verranno dietro. Non vorrei neanche entrare qua, diciamo, in certi temi teologici che alcune chiese e soprattutto alcune persone non credono più nell'agire dello Spirito Santo, che sono proprio cessati, cioè era solo per quel tempo. Invece altri credono appunto che questo rimane finora, che noi possiamo, sai, fidarci dello Spirito Santo, che Lui può veramente fare ancora dei segni, dei prodigi, ma non voglio entrare su questa cosa, voglio entrare sul fatto che le cose vengono fatte con timore e così i segni, i miracoli succedono. Magari noi non vedremo, sai, diciamo, come è successo nel giorno di Pentecoste, ma vedremo appunto una vita trasformata. Una persona che non c'era, diciamo, nessuna risposta, cioè una persona che non c'era nemmeno un orizzonte da guardare, ma viene trasformata e quando quella persona che la conosceva prima di Gesù Cristo dice, caspita, che bella opera che Gesù ha fatto nella vita di questa persona. Questi sono segni, questi sono miracoli, perché il miracolo più importante che Gesù vuole fare è la nostra propria vita, ragazzi. Vuole trasformare la nostra vita, il modo come parliamo, la maniera come ci comportiamo, la maniera come vestiamoci, la maniera come parliamo con i nostri genitori, la maniera come parliamo in università, la maniera come noi parliamo con tutte le altre persone, la maniera come trattiamo le altre persone. Questo è molto importante. Il testo continua e dice: tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà, come abbiamo già visto, e ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case, prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Volevo chiedervi una cosa: venite in chiesa per obbligo o perché volete venire veramente, perché siete proprio contenti? Perché quello che vedo qua nella chiesa primitiva è che loro andavano al tempio perché volevano andare, avevano proprio quella gioia, quella felicità. Oggi andiamo al tempio. Invece quando io vedo alcune situazioni le persone dicono oggi vado in chiesa. È diverso. Perché loro andavano assidui ed erano anche contenti? Perché c'era un qualcosa che li collegava, ma c'era lo Spirito Santo. C'era Dio, perché loro volevano stare insieme, loro volevano appunto stare lì, avevano quella gioia. Qual è il Salmo? Salmo 100? Sapete? 130? Salmi 133, giusto? Cosa dici? Quanto buono è che i fratelli vivano in comunione. Quindi noi dobbiamo venire in chiesa con quella gioia, con quella felicità, perché troveremo il nostro fratello, che lo potremo anche, sai, prenderlo in giro ogni tanto. Guarda come sei brutto oggi, cioè che pantaloni che sono proprio brutti, queste scarpe, se tu pensi che quella ragazza che ti piace ti guarderà con queste scarpe qua, non pensi proprio che ti guarderà? Possiamo prenderlo in giro, ma il motivo per cui veniamo qua, ribadisco, è perché c'è Gesù Cristo qua, con quella gioia. E perché ogni tanto faccio questi scherzi qua? Perché io credo che Gesù Cristo era una persona divertente. Lui non aveva il musone, lui era divertente, lui trattava con ragazzi. O pensate che i discepoli erano vecchi? I discepoli avevano la vostra età? Forse quello più vecchio era Pietro perché era sposato, ma i discepoli erano giovani.
Quindi pensate a Gesù che giocava con loro, che camminava con loro, che magari tirava, sai, una sberla sulle spalle di Giovanni e diceva no, è stato Giacomo. Io penso che Gesù era così. Anche noi, cioè cristiani, dobbiamo essere contenti, dobbiamo essere, sai, gioiosi, allegri, dobbiamo scherzare, con rispetto, portando il rispetto, ma non dobbiamo avere il musone. Dobbiamo essere contenti per venire qua. E perché dobbiamo fare così? Perché lodavano Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Però c'è una cosa molto importante e che volevo proprio chiudere qua, il gruppo di lode se volesse venire. Dice, il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Ci sono due, diciamo, estremità che oggi noi affrontiamo all'interno di una chiesa, che è la paura dei numeri e il focus dei numeri. Che cosa vuol dire? C'è gente, ci sono delle chiese che hanno proprio paura. No, noi siamo questa chiesa qua, noi siamo veramente piccoli perché è una chiesa che è sempre grande, non è una chiesa apostolica e noi vogliamo crescere in qualità, non vogliamo crescere appunto in quantità. Questo è sbagliato. Perché? Perché se la Bibbia dice che nella prima predica di Pietro 3.000 persone si sono salvate, poi altre 3.000, vuol dire che la chiesa deve crescere anche in numero. Ma il focus soltanto nel numero è sbagliato, perché rischiamo appunto di non predicare il vero Vangelo, rischiamo appunto di non parlare esattamente quello che dice la Bibbia. Noi rischiamo appunto di adeguarci a quello che il mondo è e rischiamo appunto di non fare esattamente quello che Gesù ha chiesto di fare. Noi non possiamo adeguare la parola di Dio solo perché, non so, il nostro amico, la persona di cui ci piace, se per caso diciamo esattamente quello che c'è scritto, magari rischiamo, sai, di essere presi male. Il focus sul numero è anche uno sbaglio. Bisogna di avere equilibrio. E questo equilibrio vuol dire che noi dobbiamo essere una chiesa apostolica, ma anche guardare al di fuori della chiesa. Ma il segreto è quello che c'è scritto lì. Il Signore aggiungeva. Vuol dire che non è una tecnica, non è la mia tecnica di omiletica, non è il fatto che ho studiato tanto, può darsi che aiuta, no? Perché il più che studio, cioè riesco a portarvi un messaggio molto più chiaro, molto più apostolico, fare esattamente quello che Dio mi ha chiesto di fare. Ma non sono io, o non è il pastore Caio, non è Junior, non è Paolo, non è Samuele, nessuno di voi. Non siete voi ad aggiungere nessun numero alla chiesa. L'invito deve essere fatto. Oh, vuoi venire con me in chiesa? Oh, io sono cristiano, vuoi venire con me in chiesa? Ah no, non mi piace tanto. Ma hai mai sentito parlare? E lì, cioè, sai, ci può stare. Però è sempre il Signore, ragazzi. È sempre il Signore che aggiungeva al loro numero le persone che venivano salvate. Sapete bene che ci sono calvinisti e arminiani. Quelli credono che magari le persone sono già state scelte, ma credono appunto che il Vangelo deve essere appunto predicato perché nessuno sa chi è appunto stato scelto. Invece gli arminiani dicono che devono uscire e che devono parlare appunto di Gesù Cristo perché tutti quanti hanno appunto questa, sai, libertà di scelta. Non importa la discussione teologica, quello che importa è che noi dobbiamo fare la nostra missione. È quello che Gesù ha chiesto di fare. E secondo me, quello che abbiamo perso nel corso degli anni è che noi siamo stati diventati una chiesa molto distante di quello che era la chiesa vera, la chiesa apostolica, la chiesa primitiva. Forse quello che ci manca è avere questi punti che possono sembrare, a principio, molto basilari, ma che nel corso degli anni li abbiamo persi. Tant'è
tante volte abbiamo perso un po' la dottrina, ci siamo proprio, basati su tanti argomenti che non portano alla salvezza di nessuno. Magari abbiamo perso un po' della comunione fraterna, perché come dicevo prima, magari finisce il culto, vogliamo scappare via perché non voglio neanche vedere il mio fratello di fianco, non voglio neanche scambiare una parola con lui. Magari non partecipiamo più alla cena del Signore, non andiamo più a nessuna casa perché non vogliamo più mangiare insieme, chissà mangiare insieme se non voglio neanche parlare con mio fratello. E abbiamo smesso di pregare, abbiamo smesso di fare le cose con timore, abbiamo smesso di fare, certe cose. E io credo che noi dobbiamo tornare a queste cose qua, come hanno fatto quelli che hanno deciso di fare la riforma protestante. Nel momento in cui hanno ritornato a fare esattamente come era nel principio, ed è per questo che tante cose sono scattate nella riforma protestante, e una delle cose è appunto tornare agli originali, cioè quello che è stato scritto nell'originale, per vedere appunto quello che era la vera scrittura. Forse anche noi come Chiesa dobbiamo tornare come era nel principio. E nel momento in cui loro suonano adesso, io vorrei appunto fare, non direi questa dinamica, ma vorrei appunto invitarli. Alziamoci in piedi e come Chiesa diamoci le nostre mani e preghiamo insieme. Dai, chi è? Vai, diamo le nostre mani come Chiesa, tutti insieme. Perché la Bibbia parla che nel giorno di Pentecosti erano insieme. Io so che il suo Spirito Santo è già sceso, ma Lui può manifestarsi. Preghiamo, chiudiamo i nostri occhi. Signore, nel nome santo di Gesù, vogliamo ringraziarti per questo momento e vogliamo chiederti, Signore, per la tua infinita misericordia, che tu possa avere veramente, Signore, misericordia di noi, perché siamo peccatori. Che tu possa, Signore, nel nome santo di Gesù, darci, Signore, la parola giusta, la dottrina giusta, insegnarci, Signore, a vivere in comunione, a vivere come fratelli, a vivere, Signore, con timore, perseverare, Signore, nelle preghiere, tornare, Signore, alle basi, tornare, Signore, come tante persone dicono, alla vecchia stampa. Ma questo vuol dire che noi dobbiamo, Signore, continuare a perseverare in quello che è la tua parola. Perché se la tua parola dice che l'inizio della Chiesa era così, forse anche noi dobbiamo tornare là, ma non perché vogliamo dei risultati, ma perché vogliamo veramente piacere te, fare esattamente come tu, Signore, hai insegnato agli Apostoli, e gli Apostoli ci hanno insegnato attraverso quello che c'è scritto sulla Bibbia. Che questa sera, Signore, questo pomeriggio sera, sia un giorno in cui tutti noi siamo stati colpiti dallo tuo Spirito Santo in una determinata area della nostra vita di cui abbiamo proprio bisogno, Signore, di cambiare, sia nel fatto del vivere in comunione, sia nel fatto di leggere di più la tua parola, o magari pregare di più, o magari di essere più presenti, di servire, di cultuare. Quindi ti chiedo in questo momento, Signore, Spirito Santo, tu sai che sei benvenuto qui, che ognuno di noi possa veramente sentire la tua presenza e sentire la tua voce che parla ai nostri cuori. Amen. Così ti chiediamo, Signore. Sono qui prostrato davanti a te, vieni Signore,
Signore. Portami con corde d'amore a te, ti dono il mio corpo, ti dono il mio corpo, io rendo. Riempimi di grazia, inondami, ho sete di te, ho sete di te. Le braccia mie alzo verso di te, parla mio Dio, parla mio Dio. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Sentiamo il tuo spirito. Il tuo spirito scenda su di me, compi Signore il tuo voler in me, la tua gloria ora mostra su di me, compi Signore il tuo voler in me. Cantiamo il tuo spirito, il tuo spirito scenda su di me, compi Signore il tuo voler in me, la tua gloria ora mostra su di me, compi Signore il tuo voler in me, compi Signore il tuo voler in me. Io mi arrendo, ci arrendiamo a te, Signore. Io mi arrendo, vogliamo più profondità, Signore. Voglio conoscerti, vogliamo sentirti. Ci arrendiamo a te, Signore, cantiamo io mi arrendo. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti. Solo la Chiesa. Io mi arrendo.
noi, Signore. Vogliamo conoscerti e sentirti di più a profondo. Vogliamo più del tuo Spirito Santo, capire cosa sono le tue cose, cosa sono le tue opere. Vogliamo più profondità. Vogliamo capire meglio chi sei, capire meglio come le tue cose sono. Non sappiamo niente, Padre, però di una cosa sappiamo, che siamo qui, Padre, davanti a te, con i cuori spezzati, con la mente dedicata a te, con una voglia di conoscerti di più profondo. E quando diciamo che vogliamo conoscerti di più, questo dice tutte le tue cose, la tua opera, quello che hai fatto, quello che devi fare ancora, quello che voglia per le nostre vite, Signore. Vogliamo sentirti di più, Padre. Quando diciamo che vogliamo sentirti di più, Padre, diciamo che quando siamo in una situazione strana vogliamo magari sentire che il tuo Spirito Santo ti dice: ehi, non vai di là. Che magari quando stiamo per commettere un errore vogliamo sentire qualcosa che ti dice: questa non è la via che deve andare te. Quando diciamo che vogliamo sentirti di più, Padre, che vogliamo sentire magari che quando stiamo per andare in una strada giusta, il Signore ci porta alla gioia, ci porta allegria e ti dice: figlio, è questo che ho per te, qui dove devi andare. Quando parliamo di conoscerti, Signore, magari, Signore, sapere che magari quando una situazione non va bene, il Signore ci porta un versetto, ci porta qualcuno che ti dice: guarda, secondo me non devi fare questa roba. Intimità, Signore. Vogliamo più intimità con te. Per quello che cantiamo io mi arrendo, per quello che cantiamo voglio conoscerti, Signore, per quello che diciamo che siamo prostrati davanti a te. E quando clamiamo vieni Signore, per questo. Non è per vivere una vita magari di sabato e domenica, una vita dalle 6:30 fino alle 9 di sabato e dalle 10 fino alle 12 di domenica. Ma una vita con te non è una vita solo di weekend, solo degli orari in cui abbiamo culto, ma è una vita di intimità. E quando cantiamo voglio conoscerti e voglio sentirti qui, è perché vogliamo più intimità. E per questo ti chiediamo, Signore, fai che questi versetti diventino una realtà per ognuno di noi. Grazie, Signore, vogliamo conoscerti di più. Amen. Abbiamo gli avvisi adesso. Potete sedervi. Ok, vi rubo qualche minuto ancora. Allora, abbiamo 3 avvisi stasera. Il primo è che abbiamo i nostri battesimi, il 6 settembre, è una domenica, quindi partiremo dopo il culto e ci ritroviamo sempre nello stesso luogo, lì a Covolo di Pederoba. E il secondo avviso è che abbiamo il Aga Move il 26 settembre, dove facciamo la celebrazione del secondo anno di Aga Move. Quindi siete tutti invitati. Invitate i vostri amici, cugini, parenti, i vostri nemici, il gatto, insomma, che possiamo fare una festa per celebrare anche questo momento. E per ultimo, questa sera non ci saranno i piccoli gruppi, ma chiediamo alle ragazze di riunirci nella sala dei piccoli gruppi dove facciamo di solito per una breve riunione, ok? Quindi subito dopo che finiamo qua ci riuniamo tutte là, va bene? Preghiamo per finire il nostro culto. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per questo momento, ti ringraziamo, Signore, per ogni cosa, che il Signore possa essere in mezzo a noi, che il Signore possa continuare a parlarci, Padre, e che noi possiamo veramente arrenderci, Signore, con tutto il nostro cuore, che possiamo arrendere, Signore, la nostra vita senza riserve davanti a te, oh Padre, che noi possiamo cercarti, Signore, di più, che possiamo voler, Padre, la tua presenza, che possiamo, Signore, tornare, oh Padre, all'essenza, Signore, all'essenza di chi tu sei, Signore, e che noi possiamo riflettere, Signore, questa essenza, oh Padre. Ti preghiamo, Signore, e chiediamo che tu possa benedire, Signore, questa serata, Signore, che tu possa essere, Signore, presente nelle nostre vite ogni giorno, Signore,
e che noi possiamo avere i nostri cuori totalmente disponibili e disposti, Signore, a camminare ogni giorno con Te, oh Padre. È questo, Signore, che ti chiediamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Ciao! Sei santo, sei potente, tu sei degno, degno di lode, ti seguirà, ti ascolterà, e per sempre ti amerà. Io canterò, io loderò, il grande re, l'onnipotente, io l'amerò, adorerò, e mi prostrerò davanti ai re. Io canterò, io loderò, il grande re, l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò, mi prosterò davanti ai re. Principi di pace, ogni dì vivrò per te. Vieni, questo è il tempo per adorare. Vieni, a lui tuo cuore consegna. Vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come stai davanti al Padre. Vieni, ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegheranno, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Cantiamo ogni lingua. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Vieni, vieni, cantiamo tutto il tempo. Tutto il tempo ti adorerò, tutto il tempo ti loderò, tutto il tempo ti adorerò, io ti loderò, ti glorificherò, io ti loderò, caro Gesù. Io ti loderò, ti glorificherò, io ti loderò, caro Gesù. Mio Signore Gesù.